Incombe l'avvio del nuovo anno scolastico e con lui anche la controversa questione delle vaccinazioni obbligatorie. L'annata del 2017, per cui vale anche la vaccinazione contro la varicella, per le altre invece classi di età valgono di fatto 9 vaccini, la difterite, tetano, la polio e l'epatite B, che già erano obbligatorie. A queste sono state estese anche la vaccinazione contro l'emofilus influenza, contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Le USL sono impegnate in una corsa contro il tempo per cercare di raggiungere tutti gli iscritti, quelli da 0 a 6 anni per nidi a materne e quelli da 6 a 16 a rischio multe. L'importante è eventualmente pianificare per poter programmare gli appuntamenti. Una volta fatta questo abbiamo messo comunque in sicurezza la popolazione, perché quando loro hanno un appuntamento, voglio dire, sono di fatto garantiti. Pianificare, organizzare, trovare gli spazi e soprattutto il personale necessario per far fronte alla mole di lavoro e rispondere al decreto del governo. Dall'altra la Regione Veneto rimane ferma sulla sua posizione. Noi confermiamo il nostro ricorso, fra l'altro chiediamo anche alla Corte Costituzionale la sospensiva. Un atto, come replica lo stesso Zaia, voluto in difesa proprio della legge regionale che al contrario dispone la non obbligatorietà delle vaccinazioni, convinti che serva un dialogo con le mamme. Intanto però È certo che la situazione diventa imbarazzante perché questa legge di fatto escluderà dalle scuole dell'infanzia migliaia di ragazzini e ragazzine anche in Veneto che altrimenti sarebbero stati iscritti.